Valvasone, danzatore di tango colpito da infarto, salvato con il defibrillatore da un agente fuori servizio. A Valvasone un 62enne austriaco è stato colpito da un infarto mentre ballava il tango durante una serata di danza. Provvidenziale l'intervento di un poliziotto fuori servizio che lo ha rianimato con un defibrillatore. Natascia Gargano. Mi sento bene, ho fatto quello che dovevo fare, insomma, io non è che volevo niente di più che salvarlo, insomma. Lanfranco Pighin, 50 anni, di Zoppola, poliziotto in servizio a Pordenone, domenica sera ha fatto un gesto semplice ma quanto mai prezioso. Volontario del soccorso alpino, abilitato all'utilizzo del defibrillatore, lo ha utilizzato su un uomo, un turista austriaco di 62 anni, colto da infarto mentre partecipava a una serata di ballo nella Sala Roma di Valvasone Arzene. Ero fuori in piazza lì a Valvasone e sono usciti di corsa da questa sala gridando che c'era una persona a terra che stava male, che c'era bisogno di un defibrillatore. Mi sono ricordato che c'era il defibrillatore in questa banca nelle vicinanze, sono andato di corsa con la macchina a prendere questo strumento, poi sono rientrato subito lì sulla sala dove ho trovato a terra questa persona e c'era già mi hanno detto dopo che era un medico che stava facendo il massaggio cardiaco, gli ho applicato subito le piastre del macchinario. Un perfetto incastro di tempestività, collaborazione e preparazione, assieme alla disponibilità di defibrillatori pubblici dislocati nel territorio da Friuli Ovest Banca, hanno permesso di rianimare l'uomo in attesa dell'arrivo dei sanitari. È la prima volta che mi capitava, mi sono ricordato tutto quello che avevo imparato e l'ho fatto, appunto, e basta. Orgoglioso dell'operato il questore di Pordenone Marco Odorisio. In un periodo in cui magari a fronte di persone che si trovano in difficoltà molti diventano spettatori passivi, c'è stato proprio invece il soccorso, la solidarietà nell'immediatezza che ha consentito per il momento di salvare la vita. L'austriaco, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Udine. Speriamo, insomma, che si riprenda e magari di conoscerlo.